02 22 è il numero se volete intervenire in diretta ed esprimere la vostra opinione in merito alle notizie che trattiamo o ai temi trattati, oppure ci potete scrivere come sempre sul numero su WhatsApp al 346 642 7756. Allora, sulla nostra Milano questa settimana ci sono insomma un pochino di temi da affrontare. Io intanto mi permetto un attimo di dire, facendo riferimento alla giornata di ieri, del 1° maggio, che era in occasione della festa dei lavoratori, doveva essere una festa che doveva celebrare il lavoro. Non si è capito perché, come sempre, per le strade di Milano si aggirano certi personaggi, certi soggetti che credono di far politica ma non la fanno, che al posto di portare avanti in verità delle battaglie, portano avanti solamente caos e disordine, perché sono state tante le immagini e i video che sono arrivati da molti cittadini milanesi che denunciavano il fatto che c'erano determinati cortei che non rispettavano l'ambiente che li circondava, perché spesso determinate macchine e alcuni palazzi, soprattutto le entrate, venivano utilizzati come cesso chimico, cesso pubblico a cielo aperto, non si sa perché. Scene di ragazze che fanno la pipì tra le macchine o ragazzi che fanno addirittura le pipì addosso alle macchine. Scene veramente di ordinaria follia. Gente anche che faceva uso di droghe, si vede in alcune immagini, in alcuni video. Non lo so, come al solito mi permetto di dire che nonostante dovremmo essere tutti contenti come una giornata come ieri, che bisogna celebrare il lavoro, o meglio, più che celebrare anche il lavoro, occorre fare sicuramente delle riflessioni sul tema del lavoro. È una giornata che dovrebbe ricordare alla politica di riflettere sempre sul lavoro, non solamente una giornata all'anno, ma tutto l'anno, perché visto che il lavoro è un tema fondamentale, se non uno dei più importanti che la politica deve trattare, come al solito ci sono personaggi che fanno questo tipo di vicende. Tra l'altro poi nei giorni scorsi a Milano sempre si è svolta, come ogni anno, la commemorazione di Sergio Ramelli. Come sempre ci sono state tante persone che hanno partecipato alla commemorazione di Sergio Ramelli. Tra parentesi, per chi non conoscesse la sua storia, vi invito ad andarla a leggere su internet. Io ovviamente brevemente vi cito ovviamente i passaggi più fondamentali dell'incredibile e assurda storia di questo povero ragazzo di 18 anni che si chiamava Sergio Ramelli, che nel 1975 è stato preso a chiavate inglesi in testa con l'Hertz 36, chiavi che pesano un paio di chili ciascuna, da degli esponenti di estrema sinistra, di avanguardia operaia, degli studenti di medicina più grandi di lui, che non lo conoscevano neanche. Ogni volta che si sentono di questi fatti legati a piombo, si pensa subito a chissà che cosa avrà fatto questo ragazzo, visto che erano gli anni della violenza politica. In verità, come ha anche accertato i vari giudici che si sono occupati di questo caso, che hanno eliminato ogni tipo di fake news che era stata scritta da qualche giornalista e detta anche da qualche politico in qualche suo discorso in piazza, ma che purtroppo alcune fake news esistono ancora oggi riguardanti alla vicenda della triste storia di questo ragazzo. Non è stato un ragazzo che comunque si occupava di politica, ma non ha mai torto un capello a nessuno. È stato ucciso solamente per le sue idee politiche. Sono stati anni devastanti, anni che dove sono morti ragazzi di destra, ma ragazzi di sinistra, da entrambi le parti. E penso che bisogna riflettere su due fattori. Una pacificazione nazionale che sembra che a volte non sia ancora avvenuta, perché si ripetono scene di ordinaria follia, a parte in termini pratici, voglio dire, Alessandro, cioè di violenza nella politica, ma al di là di quello, anche con le parole, che anche le parole hanno il suo effetto, che spesso sembra che quegli anni non ci hanno insegnato assolutamente niente, perché c'è ancora tanto odio nei confronti di morti. Io i morti li lascerei lì dove sono personalmente, sia da una parte che dall'altra, e penso che sia veramente assurdo denigrare la morte di qualsiasi ragazzo, di qualsiasi schieramento politico morto in un'età così giovane solamente per le sue idee politiche. Guarda, nel caso specifico di Sergio è chiaro che quando hai delle... Tra l'altro, faccio un passo indietro,
quando qualcuno muore è sicuramente una tragedia per tutti, non solo per alcuni, almeno così dovrebbe essere. A me ha fatto riflettere che durante la manifestazione, ricordo Sergio Ramelli, sfilavano invece i soliti centri sociali di fianco alla manifestazione invece in ricordo Sergio Ramelli. E cosa più sbagliata non c'è, soprattutto fatta da chi invece condanna quotidianamente l'odio, la contrapposizione tra una parte e l'altra, e poi sono invece i primi, invece di evitare polemiche e anzi condividere che un ideale che è quello del contrasto alla morte per degli ideali. Cioè, secondo me nessuno dovrebbe trovare la morte per portare avanti degli ideali, anche perché peraltro lo stesso Sergio non aveva fatto niente, aveva semplicemente delle idee diverse da quelle che potevano avere i suoi compagni all'interno della sua scuola o i suoi colleghi al liceo, all'istituto che frequentava, e vedere che ancora oggi ci siano persone che sfilano, diciamo, contro il ricordo di un ragazzo che è venuto a mancare, a me mette soltanto tristezza, perché evidentemente l'odio di alcuni non lo guariremo mai, e tragedie come queste evidentemente a qualcuno non bastano per ricordarsi che odiare è sbagliato. Detto questo, poi mi riferisco invece alla prima parte del tuo ragionamento sul 1° maggio, quelle scene di questi rave party, con questi eventi organizzati davanti al Castello Sforzesco lasciano ancora una volta interdetti, perché ci dimostrano ancora di più e ancora una volta quanto la nostra città, la città di Milano, sia fuori controllo. Abbiamo passato le ultime 2 settimane a commentare e anzi a denunciare quello che sta succedendo nella nostra città, con un aumento delle violenze sulle donne, tra l'altro al 38%, del 38% solo nell'ultimo anno, l'aumento degli abusi sessuali nelle strade di Milano, e quindi di fatto un aumento sempre più costante della mancanza di presidio del territorio. E fa specie che, nonostante quello che appunto è successo anche ieri, dove sembra assurdo ma è successo a Milano in pieno centro, dove si sono verificati degli episodi, appunto delle manifestazioni che non sono state controllate, non sono state controllate correttamente, ed evidentemente quello che è successo lascia abbastanza indegni e soprattutto stupiti che in una città come Milano possano accadere. Cioè, oggettivamente io non me ne capacito. È una città sempre più fuori controllo. Noi il 10 di maggio, scusatemi, tra 8 giorni, sarà presente il ministro degli interni qui a Milano. Io ho fatto richiesta formale ai suoi uffici e lo farò poi anche diciamo formalmente al sindaco, di essere presente quando verrà a Milano, perché anche come opposizioni vogliamo dare il nostro contributo, che crediamo possiamo darlo, anche alla presenza del ministro, che grazie che da quando è arrivato si è visto un cambio di passo, soprattutto nel presidio, ma che evidentemente non è abbastanza, perché anche lo stesso sindaco dice servono più agenti. Ricordiamo che però negli ultimi 2 anni non ha ancora fatto le assunzioni che aveva promesso di vigili della polizia locale. Io la traduco così: a noi servirebbe un sindaco sceriffo che riprenda in mano il controllo della città, e io la lancio: per noi ci vorrebbero dei sindaci come Rudolph Giuliani, che era riuscito in una New York completamente devastata a riprendere in mano la questione della nostra città, e cioè della città di New York, riprendere in mano la sicurezza in una città completamente allo sbando come New York. Purtroppo abbiamo semplicemente un sindaco che invece pensa ad altro, pensa insomma a fare le sue polemiche contro il governo, ed evidentemente gli interessa ben poco della città. Ma su questo concordo. Guarda Alessandro, su
scusami, faccio anch'io un attimo un passo indietro. A me la cosa che, tornando indietro, il tema sicurezza è un tema centrale per Milano, e questo lo abbiamo capito ed è un tema che affrontiamo sempre all'interno delle nostre puntate, e abbiamo capito tutti noi che è il tema che l'amministrazione comunale non affronta quotidianamente, perché non viene affrontato. Poi Milano, è vero, è una città molto grande, è difficile da controllare. Giustamente non è che appena succede qualcosa è colpa di Beppe Sala, ovviamente, perché questi fatti purtroppo capiterebbero sicuramente anche con un governo della città di centrodestra. Però attenzione, sicuramente io sono convinto di una cosa, che questi fatti diminuirebbero per il semplice fatto che il centrodestra, con le sue politiche riguardanti alla sicurezza, e soprattutto anche sul discorso dell'essere severi, nell'ampliare e dare più potere alle forze dell'ordine, per esempio come abbiamo fatto io e Alessandro più volte, il discorso sui vigili di quartiere, per esempio, o cercare di fare un accordo per cercare di riportare l'esercito nelle strade come fece la Moratti, no? Ecco, Esatto. quelle sono per esempio delle misure che potrebbero, soprattutto in alcuni quartieri, in alcune zone della città che sono terre di nessuno, potrebbe riportare un minimo di ordine per la nostra città. Quindi io solamente quello. Per quanto riguarda invece il fatto che, mi ricollego a quello che hai detto tu Alessandro, sempre sul fatto della commemorazione di Ramelli, io una cosa dico, poi chiudiamo e parliamo sempre di altro, però la cosa che a me mi ha fatto arrabbiare, che in quel corteo dall'altra parte, che era l'anticorteo della commemorazione di Sergio Ramelli, si celebrava giustamente la commemorazione di un ragazzo di sinistra ucciso, mi pare l'anno dopo, nel 76, da degli estremisti di destra. Però anche qui, io quando dico le parole sono un problema ancora oggi, perché sono un problema? Perché quando si dice, si descrive, e anche alcuni giornali lo scrivono, no? Che a uccidere Amoroso, quell'altro povero ragazzo ucciso da degli estremisti di destra, sono stati degli squadristi del movimento sociale, quindi anche questa retorica. Adesso il movimento sociale non c'è più, le reti, vabbè, sarebbero quelli di Fratelli d'Italia in teoria, però il movimento sociale, vogliamo o non vogliamo, può star simpatico, antipatico, tutto quello che vogliamo, però era un partito a tutti gli effetti, era un partito inserito nella democrazia, ha fatto parte della storia repubblicana del nostro paese dal dopoguerra in poi, e ha contribuito anche alla democrazia, perché c'erano uomini di spessore come Giorgio Almirante che non mi pare che abbiano fatto chissà che cosa. Gli estremisti, i violenti, c'erano da ambo le parti, lo abbiamo visto. Quindi anche utilizzare nel linguaggio e dire gli squadristi del movimento sociale, come per dire, per accomunare e dire quelli del movimento sociale erano tutti degli squadristi, erano tutti dei violenti, erano delle persone. Squadrista è una parola precisa. Squadrista si fa riferimento al ventennio fascista, ovvero a coloro che esercitavano la violenza per distruggere il nemico politico, che non veniva visto come avversario ma nemico politico. Quindi attenzione, se io dico gli squadristi del movimento sociale, sto dicendo che allora tutti quelli del movimento sociale sono degli squadristi, dei violenti, delle persone che vogliono buttare giù la democrazia, dei terroristi. Allora anche, perché oggi uno squadrista verrebbe considerato un terrorista, sicuramente. Ma questo è il linguaggio che è sbagliato, perché quando si parla di Ramelli invece dei ragazzi legati a Avanguardia Operaia l'hanno ucciso così. Allora o utilizziamo un linguaggio comune per tutti, perché anche quello è squadrismo, il fatto di controllare gli spostamenti di una persona, documentare dove vive, dove va, a che ora esce di casa, aspettarlo sotto casa, due che devono colpire e gli altri che invece stanno all'inizio e alla fine della via per evitare che Sergio scappasse. Questo non è squadrismo, questa non è un'azione di stampo squadrista. La stessa cosa che hanno fatto i fascisti con, per esempio, Piero Gobetti, che l'hanno aspettato sotto casa e l'hanno menato e ha subito delle ferite in mani, tanto che poi lo porteranno alla morte, anche se era scappato poi in Francia. Quindi è questo, le parole hanno un peso. Io non capisco il fatto di anteporre un morto a un altro. Non ha minimamente senso. I morti sono morti, lasciamoli. Poi uno può dire mi dà fastidio perché io vedo dei saluti romani. Ok, quello è legittimo giustamente dirlo così, però non attacchiamoci alla morte di un ragazzo, perché anche quando la Frassinetti
di Fratelli d'Italia è andata al Molinari, la scuola di Ramelli, che è andata con il fratello di o Fausto o Iaio. Iaio, sì, è vero, uno dei due, sì. Due ragazzi di estrema che erano ragazzi di sinistra uccisi. Poi si dice che sono stati quelli di estrema destra, sono stati quelli di estrema destra, sono stati uccisi comunque dall'odio politico, esatto. Quelli di destra. C'era anche il fratello di loro, quindi il fatto di deporre una corona con un fratello di uno di loro era proprio il simbolo della pacificazione, cioè di dire che un morto che era di destra o di sinistra sono la stessa identica cosa, non cambia assolutamente niente. Non è che uno vale di meno o l'altro vale di più, no? Era un simbolo secondo me bellissimo. Fuori dalla scuola c'era una specie di presidio che contestava la Frassinetti con slogan antifascisti, le solite cose così. Questa cosa qui io la trovo veramente assurda. A volte, in tutte queste vicende, quando c'è di mezzo un morto, si meriterebbe solamente una cosa, il silenzio. Basta, il silenzio. Bravo, sono totalmente d'accordo con te, più che altro, oltre al silenzio, anzi commemorare e ricordare che cosa vuol dire odiare qualcuno per non ricommettere lo stesso errore. Io credo che purtroppo questo insegnamento invece, secondo alcuni, vale solo ad una direzione e non vale per tutti. E questo credo che sia la cosa più sbagliata in assoluto. Quando accadono queste tragedie ci si deve stringere tutti intorno. Devo dire su questo, almeno spezzo una lancia a favore dell'amministrazione, diciamo in generale del signor Sala, che è stato presente anche lui alla commemorazione insieme a Giorgia Meloni della morte, insomma, la commemorazione, scusatemi, sotto la targa dedicata appunto a Sergio durante la giornata del suo ricordo. E devo dire che questo è un segno di maturità, soprattutto da parte di chi appunto vuole dare l'esempio di come si dovrebbe commemorare e non negare alcune cose. Io dico una cosa, Alessandro, su Beppe Sala, cioè per descrivere proprio il suo profilo, secondo me, politico. Secondo me la storia anche di Beppe Sala dimostra che comunque non è che è un uomo che viene dal passato dall'estrema sinistra, a differenza di Pisapia, per esempio. A differenza di Pisapia, non viene dall'estrema sinistra. Beppe Sala è uno che viene da quella politica moderata, che forse c'era un piccolo filone anche che andava sul centro-destra anche, che però si allinea bene anche con il centro-sinistra, e poi Beppe Sala ha modellato la sua figura politica a volte, e lo abbiamo visto con determinate dichiarazioni, o per esempio la maglia di Che Guevara, tutte queste cose qui, no? Per strizzare l'occhio all'estrema sinistra, per far piacere a chi è stato di sinistra davvero nel corso della sua storia, che viene quindi dal Partito Comunista, come moltissimi dirigenti e politici del Partito Democratico, per esempio, o anche di altri partiti di sinistra. Quindi è una personalità, cioè nel senso ci sta nella sua storia, a differenza per esempio mi ricordo di Pisapia, che un suo adepto, se non erro Limonta, si è fatto fotografare il giorno del ricordo di Ramelli con tutti i manifesti strappati della commemorazione, cioè che li ha strappati, quindi se non erro, era Limonta se non erro. Sì, mi sembra anche a me. E doveva essere Limonta. E questo è veramente assurdo, quindi sicuramente una lancia a favore, però ci tenevo a dire un attimo anche il profilo politico di Sala comunque, perché alla fine fa tanto, diciamo, quello che è di moda, cioè quello che a Milano va di moda obiettivamente, stare bene, far parte della classe, mi permetto di dire, medio-alta, quindi abitare in zone della città anche buone, tranquille, tra virgolette, così, e fare poi il progressista. O a volte purtroppo è una tendenza che c'è. Sì, è vero, sono appunto d'accordo con te, e il sindaco che appunto strizza ogni tanto l'occhio, almeno su queste cose, devo dire che è stato corretto e chiaramente si deve apprezzare appunto l'intelligenza, diciamo l'onestà intellettuale, ecco. Assolutamente sì, di Beppe Sala su questo punto qua. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, ovviamente, perché non è che siamo qua per massacrare Beppe Sala, qualsiasi cosa fa non va mai bene, così.
ovviamente lo si critica sulle basi di quello che secondo noi non va bene, non sulla qualsiasi, perché Esatto. non è che sicuramente Beppe Sala per Milano anche nella scorsa amministrazione avrà fatto delle cose anche positive per la città. Io non dico Beppe Sala non ne ha fatta una giusta, non ne ha fatto, ma questo è come tutti i governi, come tutte le amministrazioni, è impossibile che non abbia fatto un governo che sia di città, di regione o di nazione. Non è possibile che non esista un governo che non abbia almeno fatto una cosa positiva. No, beh, è vero, cioè, qualcosa di buono comunque si cerca sempre, spero si faccia, anche perché comunque nella città di Milano comunque ci vivono più di 1 milione di abitanti, quindi di fatto c'è molta amministrazione, poi ci sono delle scelte politiche evidenti, però su alcune cose adesso penso una roba che aveva fatto in realtà più Pisapia, poi Sala, però la Darsena di Milano è sicuramente un intervento molto bello, molto importante, inaugurato, forse anche voluto da Pisapia, però insomma altri interventi, ecco, forse avrebbe potuto fare di più. Molto di più, si poteva fare molto di più, quello assolutamente. Comunque Alessandro, il tempo purtroppo è finito, come sempre scorre velocemente. Io ringrazio il buon Alessandro Verri, grazie Alessandro. Grazie Matteo, grazie a te, grazie ai nostri ascoltatori. E voi cari radioascoltatori, per ora rimanete sintonizzati qui su Radio Libertà, perché tra poco inizia Filo Diretto con la Lega nel mondo. A tra poco, non scollegatevi. Avete ascoltato Metropolis, il punto sul